Basta, dai, oggi alla Catalla comincia così. Basta, dai, una volta tanto. Non ci ha creduto. Una volta tanto, il secondo giorno consecutivo che vieni. Una volta tanto. Ma mi hanno invitato. Levati le mani. Sono venuto di mia spontanea volontà. Leva le mani. No, anzi, vorrei assicurare che Giuseppe sta per arrivare, perché già gente che sta studiando a radio, a me non vi preoccupate. L'abbiamo mandato in missione perché, come sai, oggi è una puntata particolare. Esatto. È una puntata particolare, no? Sì. È una puntata particolare. Dico, come sai, è una puntata particolare. Abbiamo mandato Giuseppe in missione per vedere se effettivamente sono tutti pronti e ben sintonizzati su RSC. Faccio vedere il posto di Castiglia che è libero, vuoto. Castiglia è qui, cioè è un attimino di là, non dico, non vuoi smettere di fare sta manfrina. Non è libero, guarda che. Ma che cosa? Ma è veramente fastidioso. Cioè, noi stiamo facendo una trasmissione radiofonica, non stiamo facendo una trasmissione televisiva. Fammi salutare le amiche con cui sono uscito ieri. Sì, dai. Dai, allora, dilla di nuovo questa cosa, dilla di nuovo. Vorrei salutare tutte le amiche con cui sono uscito ieri. Le amiche con cui è uscito ieri. Dai, veramente. Ma che cosa? Vabbè, va, smettila, dai. No, mi chiamo Tettimo. Esatto. Te lo ricordi a Tettimo? Caspita, come no? Tettimo, si chiama Tettimo perché è nato di 7 metri. Davvero? Sì, però tutto a posto, Sì, si sente. Non ti sente? Ecco, guarda, vedi? Parliamo l'oreavo e spuntano i conna. Stavo per dire, RSC Radio Studio Centrale ha ovviamente il suo sito che si chiama www.studiocentrale.it, dove c'è una intera sezione dedicata all'ascolto delle puntate passate. Sì. Tutto questo è coordinato magistralmente non solo da Fabio Formosa, devo dire, ma anche da Antonella, che si occupa della replica, e poi da il nostro Romano Mascali, che peraltro è anche proprio qui davanti. Sì, esatto. Lo puoi anche inquadrare, eccolo là. Che si sta negando Romano tutto. Mascali, che nega tutto perché non sa se questa cosa gli può comportare dei problemi anche legali, non lo sa. Cioè, lo può. Fabio Formosa. Allora, Tonietta si chiedeva per quale motivo in questi giorni io ho deciso di andare in onda senza antipop, che è la spugnetta che si utilizza. Antipop, da non confondere. Ho un amico della zia Lisa che è un antipop. Dicevamo, perché non utilizzi l'antipop? Perché alla radio sono tutti influenzati e io i virus non li voglio ingoiare, capito? Perché se lo ingoi il virus sei... Io posso lavorare con un uomo che lavora in una stanza convinto che sia in una sorta di una specie di ricovero per batteri e batterie. E batterie, a proposito di batterie, ma se fai queste riprese inutili adesso, le batterie poi ti bastano? Sì, ce ne ho due. La bobina, ce ne hai poi bobina. Poi questi minchiate ci metto. Bravo. Perché devo andare? Beh, io veramente non so, non mi rendo conto di come sarà la canzone di Negrita, perché il mio amico Fabio Formosa, partner, ma che c'entra? Ti ho fatto compagno di lavoro, ti ho preparato la sorpresa, di mille avventure, insomma la gente pensa saranno come frati, sì, per come Natale sicuramente Formosa a Castiglio non mi dava a casa, non certo, come no, ma quando mai? Niente, manco una telefonata mi ha fatto, mi telefonavo un giorno prima, perché... a tipo chi ma ero senza credito, quando mi levo un poco di gente dell'auguri, giusto? Sai che tu chiamo io hanno 23, cioè chi regala un cuore, quando mi levo pinzeri, che sta che tu 23 a cui chiama uno che ti dice in favore che tu ruote e quindi a quello che ti deve dare soldi, esatto, quello che ti dà dare soldi che ci fai 23 picchi non ti viene di fare il chill, poi vigile che non si merita, sì, il e a me mi chiamava a benzinaio, Mensechis, hai capito? Sì, è vero, l'ho chiamato e quindi il 23. la canzone dei Negrita non ho idea di neanche che cosa ma che sia. c'entra? Sto preparando una tu sorpresa, capito? Tu non ti preoccupare. Ma cosa? No, te lo dico in audio e in video. No, per favore, mi fa specie sta cosa. Tu che sarebbe lui? Tu lo sai cosa ti dico? No, per favore. Che non ti preoccupare, no, senti. Mi inquieta più l'inchia che il non ti preoccupare, se devo essere sincero. Proprio onesto. Vabbè. Caca davanti alla porta, Caca! Rete, che ricordiamo è un calciatore. Sì, no? Che peraltro in questo momento è al centro del mercato, lo vogliono alcune squadre. Hai perfettamente ragione, che? No, pensavo al centro del mercato il calciatore un po'. E poi
caca! Ecco, esatto. Era al centro del mercato proprio. Al centro del mercato. Caro carburante, nel senso, carburante ti scrivo, mi così mi sento accerchiato, veramente. Mi sento accerchiato. Certe volte ho paura di stare qua con lui, Cioè, quando non ci siete voi, a volte ho paura, guarda come si presenta, cioè il nascio in mano. No, ma scusa, ma non. Da serial killer, guarda cosa fa? Fa un cappio in meno di 3 secondi, ragazzi. Fa un cappio in meno di 3 secondi, è lui. Ragazzi, è lui quello che stanno cercando. La musica non ce l'hai. Non ce l'ho. Vabbè. Gioia, perdonami, ma non ce ne vai a passare né dia. Ci credi che arrivai ora? E fra un 4 ore penna ai ghiri. Hai capito? Ma che cosa mandi? Messa a sbagliare, ma cucci mandi i messaggi. Pino Miele che ha volesse unghiare, guarda, lo sguardo di Chino che ha volesse unghiare. Saluti e abbracci all'interno degli studi di RSC. Di mandarino? Il mandarino. Che puttazzo? Ma perché c'è poco con me? A Chiani Catania non c'è volta, c'è. Ma che stai inquadrando? Ma com'è? Ma com'è? Chi c'è per Fabio su? Chi c'è per Fabio? Questo è l'uomo che tutti dicono che ha 87 anni più o meno, Pino Miele, 99 dicono 99. Confermo. No. Io credo che Fanny Island sia un posto veramente meraviglioso. Un parco giochi al coperto significa intanto non bighi friddo, partiamo da portare un bambino in un posto così bello dove già il bambino appena arriva viene e dici a me posso scatenare. Cioè acá la mamma non è che mi può dire non toccare questo, che stai attento all'amuaro e occhio allo specchio e te ne cura alla basciura e stai attento al computer. Mamma mia che stress. Ma poi non solo, c'è il frigo, come si chiama? Il climbing wall. Esatto. Che è una parete, il bambino si può abbrancicare. Dove la trovi tu? In una casa, una parete dove 8 metri, uno ti puoi abbrancicare. Solo la casa uno stavo io a San Cristoforo. No mai, capito? Ma era così comunque. C'erano i puttuseri e piccioni e ti poteva abbrancicare. Non era una capito? scelta, capito? Ma non era la stessa cosa, peraltro non eri in sicurezza, no, capisci? Assolutamente poi no. Non solo, capace che trovavo un piccione dei, capito? Che se ti becca ti fa male. Ma non solo, poi da bambino non è che sapevi gestire un piccione, non era facile, capisci? Per cui era un gioco anche pericoloso, capito? Invece da Fanny Island tutto questo è tranquillità assoluta, perché c'è anche il soft modular play. Sì. Dunque, ma DJ Marines ci bastano i vetrate esterne di Ettanapolis per specchiarsi in base alla grandezza rossa cave? Io credo che lui si specchi di solito una volta all'anno sul lago Michigan dall'alto. La gente va di fretta, la gente va troppo di fretta e io sono un po' preoccupato. Ne parlavamo ieri tra di noi, peraltro per questi fatti incresciosi successi a dei bambini tutti e due a scuola. Se questo viene causato dalla fretta di andare poi di corsa in ufficio e presto gli orari, mamma mia, è terribile. Tra l'altro dobbiamo anche fare una considerazione fin troppo banale. Già si vive male, per giunta si arriva a morire. Ma ci viviamo male in questa situazione, se ci riflettiamo un attimo, perché l'evoluzione delle cose in assoluto, che ne so, l'andirivieni del tempo ha sempre quella cadenza. Noi cercando di andare più velocemente, cercando di fare le cose più velocemente, andiamo contro quello che è alla fine il tempo scandito in maniera naturale. Guarda, quindi tutte le volte che sono stato in Africa sono tornato con un'altra sensazione. Esatto. Perché lì c'è sempre il detto Hakuna Matata, che sembra quello del film dei cartoni, ma vuol dire nessun problema, cioè non c'è fretta, dove vai, non correre. La cosa più pericolosa proprio che noi perché facciamo sta correndo, ti risottivano uno corre, dice ma perché sta correndo, ma non è ghire che sta correndo, ti guardano e ridono, dice, ma perché hai premuto, dove devi andare? Spesso riflettiamo, tanto gli scuro stesso, esatto, non è che, dobbiamo capito? Riflettere su questa cosa. Ciao Giuseppe, ma come fai a cambiare la tua voce, che ci voglio provare io? In che senso? È un apparecchio elettronico che noi installiamo. In modo automaticamente ogni tanto attacco a questo effetto, capito? Esatto. Poi attacco, che ne so, per esempio effetto Nunzia. Perché in questo momento diciamo automaticamente posso parlare in questa voce. Effetto Jonathan. Oh Mario Fabio, siamo troppo pessimi, ma perché questa voce mi viene a chiudere tutti, mare. C'è visto Tony Etna che ho ragione. Perché? Ho appena saputo che Antonella ha la febbre. Ah, fantastico. Capito? Allora, secondo te, io sono scemo che trasmettevo con la spugnetta? Capito? Cioè, secondo te, secondo te. Come mai viene sterilizzato l'ago della siringa che serve per l'iniezione letale ad un condannato a morte? E come mai non esiste un alimento per i gatti a base di topo? C'è a base di coniglio, c'è a base di pollo, c'è a base di manzo e non c'è a base di topo, che sarebbe l'alimento naturale dello gatto, Esatto. giusto? Come mai se niente
effettivamente si incolla al Teflon come hanno fatto ad incollarlo alle padelle, giusto? E poi come mai i negozi aperti 24 ore su 24 hanno le serrature? Cioè, se sono 24 ore, perché la chiudono, giusto? Ve lo ricordate? È vero, molto carino. Roberto, scusa. Indovinate anche questa? Secondo te la indovinano questa? Non è facilissima comunque. No, non è proprio il titolo. Ha sbagliato. C'era la signora Fletchers, detta però la signora in giallo. Hanno indovinato Stefano, Emma, Alemanno, il nostro Roberto da Catania. Vedi che subito reagiscono. Sono attenti. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato oggi e chiudiamo con una sigla di quelle famosissime, di quelle bellissime, la puntata di oggi, che ovviamente risentirete in replica a partire dalle 20 e domani invece in diretta alle 11 su RSC Radio Studio Centrale. Ciao alla Catalla a tutti, ciao Bafio! Alla Catalla. Mi piace.